Il santuario della Madonna di Borbiago nasce tradizionalmente da un'apparizione della Vergine Maria, come dice la cronaca dell'epoca, a una contadinella che si recava al pozzo ad attingere l'acqua. La cronaca dice è data questo avvenimento intorno all'anno 1100. Alla bambina, alla ragazzina, Maria chiede di andare ad avvisare i preti della sua chiesa che dentro a quel pozzo venissero a prendere l'immagine, una statua che lì veniva conservata. Questo territorio ebbe come prima presenza religiosa un'abbazia benedettina, un monastero benedettino, per poi essere vissuta e accompagnata dai monaci carmelitani ed infine, alla fine del Settecento, nell'Ottocento, dai preti secolari, dei preti diocesani, prima della diocesi di Treviso, perché questo territorio era sotto la diocesi di Treviso, e ora del Patriarcato di Venezia. Il santuario della Madonna di Borbiago così ha queste radici antiche e una devozione popolare molto viva, molto bella. L'immagine di Maria venne così portata solennemente nella chiesa parrocchiale, dove tuttora è presente. L'immagine che si venera ai giorni nostri è stata molto probabilmente fatta scolpire dai carmelitani alla fine del 1400, ma si parla di un'immagine precedente che durante le varie situazioni difficili che questo territorio ha vissuto, vuoi per inondazioni, vuoi per malattie, vuoi anche per delle guerre, per degli spartimenti di terra, siamo ai confini tra tre aree, Venezia, Padova e Treviso. Ecco, quell'immagine forse si è persa o forse è stata custodita altrove. L'esperienza però attuale di questo piccolo ma importante santuario è il fatto che accoglie in sé fedeli da diverse zone di questo territorio, che è principalmente un territorio agricolo, rurale. Mi raccontano gli anziani che il giorno della festa, il 25 marzo, perché il ritrovamento dell'immagine avvenne, secondo la cronaca, la sera del 24 marzo, quindi nell'imminenza e nella festa dell'Annunciazione della Vergine Maria, dell'Angelo. Ecco, in quell'occasione tante persone venivano a onorare e a pregare la Vergine Maria. Anche ai giorni nostri così si vive questa situazione di persone che vengono per onorare Maria, per pregare, per lasciare un ricordo, per accendere una candela, per domandare una grazia. Il santuario così è una meta di preghiera, una meta di spiritualità ed è anche un luogo di una comunità parrocchiale che si sente onorata di conservare, di custodire questa immagine della Vergine Maria e si sente onorata di avere questa grazia, di aver accolto in sé la Vergine che è venuta ad annunciarci che il suo figlio è l'unico che ci salva. Un'ultima annotazione: dice sempre la cronaca che questa bambina era sordomuta e quindi c'è anche un miracolo che la Madonna fa, le dona di poter ascoltare e parlare. Ecco, Maria ci insegna, credo, anche questo, ascoltare il suo figlio per testimoniarlo. Benvenuti al santuario di Borbiago, benvenuti a questa nostra celebrazione.